Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Gerano in provincia di Roma, 502 metri sul livello del mare, 1300 abitanti circa. Siamo qui in occasione della festa in onore della Madonna del Cuore, che vede la realizzazione dell'infiorata più antica in Italia. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle, iniziamo l'itinerario con il primo cittadino. Ci troviamo in Piazza della Vittoria, che oggi ospita l'infiorata più antica d'Italia, un'infiorata dedicata alla Madonna del Cuore, che rappresenta per Gerano uno degli appuntamenti più importanti nel corso dell'anno. Gerano è un borgo di 1300 abitanti. È un paese molto caratteristico, particolare, molto bello, pieno di vicoli, che poi in questa occasione particolare si riempiono di fiori e quindi si presenta molto bene a chi viene a trovarci, ma lo si presenta bene anche in tutto il resto dell'anno, perché è una popolazione che tiene molto al suo territorio, al suo paese, ama ospitare. E una delle caratteristiche più belle di Gerano è l'accoglienza del turista, l'accoglienza di chi viene a trovarci. Gerano è un paese medievale, nasce intorno all'anno 1000 e quindi ha ancora oggi conservato le caratteristiche proprio tipiche e classiche di un borgo medievale. All'interno del borgo ci sono moltissimi vicoli, strade, stradine che sono molto particolari, che sono veramente uno spettacolo da vedere, da fotografare e danno proprio quel senso un po' di quella bellezza che non si trova dappertutto, ma si trova soltanto in questi paesi che vengono da lontano. Stiamo facendo un percorso di cantine all'interno del centro storico dove ricostruiremo un po' tutti i vecchi mestieri, la casa dei nonni, il magazzino, per dare proprio al visitatore che verrà a trovarci la sensazione di essere ancora immerso in quel paese così, in quel paese che aveva quelle caratteristiche, che era antico e che veniva appunto dalla cultura dei nostri nonni. Nel gonfalone noi abbiamo rappresentato una gru che si mostra con un piede alzato, che dà anche poi il nome a Gerano, Geranos, lo stemma del nostro comune. E con Don Giovanni Censi, parroco e storico di Gerano, andiamo a conoscere le chiese del luogo. Siamo all'interno della parrocchiale di Santa Maria Assunta. Per quello che è l'architettura è del Valadier. Per quello che invece è nel lato storico, l'immagine che abbiamo alle spalle sull'altare maggiore, la Madonna del Cuore, è importantissimo perché è riuscita la devozione a questa Madonna a riunire il paese che fino al 1639 era diviso tra la diocesi di Subiaco e la diocesi di Tivoli. Anche l'influsso che potrebbe essere stato la portata dell'economia ha portato al paese, che poco più nelle migliori condizioni aveva 2000 abitanti, a tenere però 2 chiese parrocchiali e 2 succursali importanti. Santa Maria, cioè Santa Anatolia, che è la patrona del paese.
mentre San Lorenzo, l'altra parrocchiale, è del Camporesi e a fianco tiene una chiesa, l'Annunziata, che in pratica ha custodito ciò che poteva essere la carità locale nei riguardi dei poveri. L'immagine che abbiamo del quadro è di Sebastiano Conca del 1729, portata qui da due gesuiti, Ruschi e Crivelli, del collegio di Tivoli, che erano venuti per le missioni proprio dentro il periodo pasquale, per cui la festa è fissata la domenica subito dopo la festa di San Marco. La gente in pratica si sente a casa propria, ma si identifica anche in questa Madonna per il motivo che ne è orgogliosa, e tutto ciò che si è creato in quanto cornice all'esterno di devozione non è altro che una dimostrazione d'amore. Gli altri quadri, alle spalle mie ci sta un anonimo proprio locale, l'unico pittore che porta avanti la devozione di San Rocco, il ricordo di quando fu trasferito da questa chiesa all'altra, e di dietro all'ala dell'angelo, che in pratica sorregge San Rocco, c'è la chiesa di Santa Maria prima dell'ampliamento del Valadier. Mentre scendendo gli altri, addirittura abbiamo al lato il quadro della Madonna del Rosario della scuola di Luca Giordano, che 10 anni dopo la battaglia di Lepanto viene ad essere inserito nell'impianto della chiesa. Sulla cappella del crocifisso non abbiamo più il crocifisso che portarono i gesuiti, ma un'ottima tela, un anonimo dell'800. Successivamente alla prima delle cappelle abbiamo una statua lignea di Sant'Anatolia che una volta veniva portata in processione. San Lorenzo invece nasce fuori le mura per quello che poteva essere il servizio cimiteriale. Benché costruita lo stesso dai Tiburtini, appannaggio invece degli abati di Subiaco, perché ne restava fuori la cinta muraria. L'ampliamento su Santa Maria è stato 3 volte, quindi questo è l'ultimo ampliamento fatto dal Valadier nel 1845, per l'altra invece un unico ampliamento fatto dal Camporesi nel 1797. Alla prima cappella abbiamo l'effigie e il simulacro di San Rocco, che solo verso il 1800-1750 viene ad affiancare Sant'Anatolia come compatrono del paese. Subito in basso abbiamo uno dei primi affreschi che ci offre il paese all'Annunziata, che invece veniva guidato da una congregazione di laici. Alla piana, come dicevamo, invece abbiamo la prima chiesa che ha dato i natali cristiani sui coloni di tutta la vallata, e in pratica una volta che è caduto l'impero romano, caduto ciò che poteva essere un territorio dove era nato un vico trellano, nell'incastellamento abbiamo avuto il passaggio attorno all'VIII-IX secolo del paese a Gerano, e mentre sulla piana è rimasta questa chiesetta, ci ha inglobati svariati reperti romani, a cominciare dall'altare. La
La signora Claudia ha preparato per Borghi d'Italia i piatti tipici di Gerano in provincia di Roma. Sono felice di avervi a casa mia oggi per farvi vedere i prodotti che abbiamo noi qui a Gerano. Abbiamo gli strozzapreti, che è una pasta chiamata così perché veniva vietata ai preti che avevano un palato troppo fine, fatta con farina di grano e farina di mais. Sughetto molto semplice perché è una cucina povera contadina che ha le acciughe, l'aglio, il prezzemolo, peperoncino e rigorosamente sopa del pecorino. Poi ci sono i maccarunacci con i ceci, che è lo stesso una pasta, acqua e farina molto semplice con il sughetto con i ceci. Abbiamo i quadrucci con i fagioli, lo stesso, sempre paste molto semplici, molto povere. Il periodo invernale venivano usati legumi, quindi molto i fagioli, i ceci o le verdure di campo. Come possiamo vedere ci sono le verdure con le salsicce, si mangiavano nel periodo invernale, cotte sulla brace, con il pane che era rigorosamente anche quello cotto al fuoco, quindi si faceva o con la farina bianca e lievito oppure con la farina di Gran Turco e si mangiava con le verdure di campo. Di sera dopo la cena si mangiavano i dolcetti impastati con il vino con il bicchiere di vino rosso per rasserenare un po' la giornata. Il periodo pasquale invece si usavano, visto che non c'erano le uova di Pasqua logicamente, si usavano alle bambine si davano le bambole, la pancia veniva messa un uovo che era simbolo della fertilità, ai maschietti invece si dava la tasca, detta in dialetto così perché era la borsa che portava il cibo in campagna, quindi per il pranzo, e le fidanzate al fidanzato davano i pizzillittu. Era una pizza con l'uovo sopra, sempre come simbolo della fecondità. E invece per noi la pizza che veniva mangiata sia con il salame che con la cioccolata. Noi vi aspettiamo a Gerano per gustare questi sapori che sicuramente dal vivo saranno molto più buoni che visti così dalla televisione. Una realtà importante a Gerano è quella del gruppo degli infioratori. Andiamo a conoscere il presidente. Ogni anno noi abbiamo un'infiorata che alcuni temi comunque cambiano nel corso di eventi. Il primo quadro, quello che noi riusciamo a vedere, è il rosone con cuore. Il secondo quadro è il nome di Maria. Il terzo quadro, quest'anno invece abbiamo fatto un omaggio alla Sapienza come disegno geometrico. Il quarto quadro invece è sulle energie sostenibili. Ogni anno a Gerano invitiamo sempre dei gruppi infioratori di diversi paesi, proprio per avere un confronto. Quest'anno abbiamo dato l'opportunità a Casatori, San Valentino Torio, di realizzare un loro quadro. Poi scendiamo, c'è Giovanni Pascoli. Successivamente c'è l'omaggio a Giovanni XXIII. E per chiudere l'angolo caratteristico di Gerano. Questa festa la fanno tutti i geranesi, 1300 persone che lavorano per un anno intero per cercare di realizzare quest'opera che secondo noi è qualcosa di meraviglioso.
bambini, giovani, anziani, tutti che lavorano solo ed esclusivamente per offrire questo bellissimo tappeto a tutti i nostri ospiti. Una volta fatto questo meraviglioso tappeto, verso mezzogiorno e mezzo, la processione, quando esce dalla messa, dei confratelli portano in braccio una macchina con la Madonna del Cuore. Quando arriva nella piazza dell'Infiorata, il momento più culminante, il momento più bello, il momento più emozionante, il passaggio della Madonna sull'Infiorata, portata a spalla da questi 8 confratelli con una fatica, si vede insomma che loro sono sofferenti. L'Ave Maria di Schubert con le note automaticamente crea quell'emozione che noi geranesi la trasmettiamo soltanto con i nostri sguardi anche a tutti gli ospiti che comunque ci raggiungono. All'interno del borgo si trova il Museo dell'Infiorata. Anche questo nasce da un ragionamento, far presente, far notare e offrire a tutti i nostri visitatori che comunque Gerano ha una storia. Descrivere l'Infiorata dal 1740 ad oggi non è una cosa facile. Abbiamo 130 infiorate documentate, abbiamo documenti che ci fanno notare che noi comunque i geranesi offrivano e compravano fiori per realizzare questo tappeto meraviglioso. E non poteva mancare a Gerano, nei giorni in onore della Madonna del Cuore, il vescovo della diocesi di Tivoli. Siamo nel cuore della fede di Gerano. La Madonna del Cuore corrisponde al cuore di Gerano, di questo paese. Questa immagine che è lasciata qui a metà del 1700 da 2 missionari gesuiti, non volle più andare via, i geranesi la tennero come immagine e come segno di Maria che vuole rimanere in mezzo a loro, e loro gli hanno dato il loro cuore. Maria presenta il suo cuore e loro danno il loro cuore a Maria. Ho fatto recentemente la visita pastorale in questo paese e ho potuto notare l'affetto, la devozione per la Madonna del Cuore. Oggi con l'Infiorata questa manifestazione di fede, di amore verso Maria si esprime al massimo. I fiori vogliono dire la devozione, il mettere le proprie ricchezze, i propri talenti, i propri doni, i propri profumi, la propria vita ai piedi di Maria, perché Maria trasformi la vita e la renda sempre un profumo, un fiore che fa piacere da vedere, che fa piacere offrire. La vita dei geranesi oggi vuole impegnarsi con Maria a essere un dono di amore in nome di Cristo per i fratelli. Continua il nostro itinerario alla scoperta delle cose belle di Gerano. Dopo i fiori dell'Infiorata presentiamo i colori delle scatole di latta.
sono la curatrice del museo La Casa delle Antiche Scatole di Latta di Gerano. Museo un po' curioso e unico in Italia, e di questo a Gerano siamo molto orgogliosi, perché in questo piccolo borgo c'è appunto un po' una chicca, un museo che raccoglie oltre 1000 scatole di latta, tutte italiane, prevalentemente di prodotti dolciari quali cioccolato, caramelle e biscotti, quindi anche un museo goloso. Scatole di latta che vanno dalle prime prodotte sul finire dell'Ottocento fino agli anni 50. Quindi un viaggio nel tempo per rivivere quella che è la storia d'Italia, le vicende appunto che hanno attraversato il nostro paese. A parte questa mostra permanente, organizziamo anche delle mostre a tema, più o meno una all'anno, e ne abbiamo fatta una molto carina che si chiama Storia Golosa, per legarci un pochino ai 150 anni d'Italia. In questa mostra raccontiamo la storia d'Italia attraverso caramelle, cioccolato, biscotti, e quindi un modo divertente di rivedere la storia attraverso questi prodotti dolciari. E poi ci sono scatole commemorative per gli anni santi oppure per un pontefice, e quindi è divertente perché anche questo è uno spaccato appunto di quella che è proprio la società del tempo. Oppure un altro aspetto divertente, curioso, diciamo che le scatole sono soprattutto italiane, ma un'eccezione l'ho fatta per delle fiaschette di Lourdes. Quando si andava a Lourdes, fino agli anni 50, davano l'acqua santa in delle borracce di latta molto carine, poi divertente perché appunto con le immagini della grotta e nelle varie misure, da mezzo litro fino a 3 litri. Fra l'altro queste mostre sono particolari e io ci terrei, se ci sono dei borghi che sono interessati, a così fare degli scambi, portare anche parte delle scatole, organizzare delle mostre che possono essere a tema, storia golosa, piuttosto che una panoramica sulle scatole o sulle fiabe. E quindi sarebbe interessante appunto fra piccoli borghi riuscire a fare questi scambi di risorse. Con un simpatico abitante di Gerano scopriamo il dialetto del luogo. Se incontro promuove il paese mio, è questo, è io più bello di tutti, è Gerano, è tranquillo, se si sta bene, siamo 4 vatti, però siamo tutti amici. Teniamo le sagre, teniamo le feste religiose, teniamo la sagra degli strozzapreti, teniamo la sagra delle zanzicche e delle verole, teniamo la fiera di Sant'Anatolia, ci sta la festa della Madonna del Cuore, facciamo l'Anfiorata, è bellissimo, venate, vi aspettiamo tutti, vi accogliamo tutti quanti con le braccia aperte. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Io vi aspetto puntuale la prossima settimana. Viva l'Italia, viva la provincia di Roma e ciao!